Siamo al Passo Pian delle Fugazze, nel confine tra il Veneto, il Trentino e l'Alto Adige, nelle vicinanze della struttura Il Sentiero, una struttura che fino a qualche anno fa ospitava una comunità di recupero per i tossicodipendenti, molto prima invece era una colonia estiva di montagna. Oggi dalle notizie che giungono molto probabilmente questa struttura, grazie a un accordo del comune di Schio e la prefettura, è stato siglato a quanto pare nei giorni scorsi, prevede che verrà adibita per l'accoglienza e l'ospitalità ai sedicenti profughi. Sottolineo sedicenti profughi perché sfido chiunque a dimostrare che questi giovani 20-25 anni che provengono dai posti più disparati dell'Africa siano profughi, cioè persone che possono avere diritto a un'assistenza che solitamente viene data a un profugo. Per quanto ci riguarda, per quanto sono le informazioni che abbiamo, questi non sono profughi, sono semplicemente dei ragazzi che approfittano in modo palese del lavoro che la Marina Militare Italiana svolge tutti i giorni nel Mediterraneo su espressa volontà del governo italiano per bypassare le normative che dovrebbero regolare i flussi migratori. Siamo di fronte a una situazione diversa, un conto è la gestione di chi fugge da situazioni di conflitto, altra cosa è l'immigrazione incontrollata nella quale insomma si manifestano purtroppo rischi di conflitti sociali come abbiamo visto accadere in questi ultimi giorni a Treviso piuttosto che a Roma. Noi siamo qui per dire che non vogliamo né qui né in qualsiasi altro luogo che vengano ospitati questi immigrati perché non ne hanno titolo e perché contribuiscono a alimentare i conflitti sociali. Noi dobbiamo pensare a delle istituzioni che prima di tutto si occupino di aiutare la nostra gente. I 4 milioni di disoccupati, di persone indigenti che vivono in stato di povertà assoluta, che vivono in questa nazione, hanno il diritto di essere aiutati e assistiti dalle istituzioni, non di essere manganellati dalla polizia su ordini di prefetti che definire criminali e dire ben poco. Ciò detto, adesso faremo una visita veloce intorno alla struttura, tanto per dimostrare insomma che all'interno c'è tutto il necessario per portare qui e ospitare queste persone. Mi auguro che anche da parte del comune di Schio ci sia un ripensamento, perché se verranno portati qui queste persone, questi 50-60 immigrati di cui si parla, beh insomma noi non ci stiamo e agiremo di conseguenza.